È il momento della salute. Vediamo lo speciale curato dal dottor Madeschi, 3 minuti per la tua salute. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che parla della salute nel nostro territorio ed oltre. Abbiamo visto cos'è la chirurgia in generale, oggi vedremo quali sono gli interventi più frequenti in chirurgia. Io porto evidentemente la mia casistica, quello che faccio io nella casa di cura Rizzola, e quindi abbiamo degli interventi che vengono fatti in regime ambulatoriali, che sono le ernie addominali, inguinali, crurali, le ernie ombelicali, le varici, le sefanectomie. Ecco, tutti questi interventi vengono fatti in regime ambulatoriale. Poi ci sono gli interventi in day surgery, che implicano che il paziente si ricovera la mattina, va a casa o alla sera o al massimo la mattina successiva. In day surgery si possono fare diversi interventi, anche interventi di resezione mammaria per neoplasia mammaria, l'asportazione dei melanomi con svuotamento ascellare, i tumori benigni della mammella e tutti quegli interventi che non impongono una degenza più lunga. Abbiamo poi una parte di interventi che si chiamano in ricovero ordinario, che sono interventi tra parentesi di chirurgia maggiore e sono interventi che potrebbero essere in alcuni casi eseguiti anche in day surgery come la colicistectomia. Noi teniamo il paziente 3 giorni, oppure gli interventi di asportazione totale della mammella con svuotamento del cavo ascellare, che implica da noi una degenza dai 3 ai 4 giorni, oppure delle neoplasie, cioè tumori dell'intestino, del ceco, del colon destro, del colon sinistro, che implica un ricovero di 8-10 giorni. Cioè se noi portiamo via un tumore dell'intestino asportando, come si fa normalmente, metà dell'intestino, quello destra, e ricostruendo la continuità intestinale direttamente, ecco, il paziente rimarrà per 3-4 giorni a letto con un sondino nasogastrico, con una nutrizione parenterale, cioè attraverso la vena, e con dei drenaggi che verranno rimossi nei giorni successivi. La degenza normalmente è tra gli 8 e i 10 giorni, in maniera che il paziente vada a casa in condizioni ottimali, mangiando con una canalizzazione, cioè con una funzione intestinale normale. Ecco, questi sono gli interventi più frequentemente usati, quindi in parte della parete, in parte vascolare, in parte della chirurgia addominale. Vi sono poi delle chirurgie particolari che noi non facciamo perché bisogno di strutture particolari, che sono la cardiochirurgia, la chirurgia polmonare, e questi devono essere fatti in reparti adeguatamente preparati con dei supporti tecnologici e rianimatori particolari. Bene, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra specialità.